Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere apriamo la nostra nuova parte con una bella nota proveniente dal nostro Sensonai. Praticamente nella speranza di alleviare le tensioni all'interno del nostro dominio, gli anziani ci hanno chiesto di finanziare il Sensonai di quest'anno in onore dei nostri nobili antenati. Facendo questo finanziamento otterremo una popolazione grata e quindi una felicità in tutte le province e ovviamente anche una crescita nelle città di 2 punti. E quindi una magnifica idea, una grande festa aiuterà a rassicurare gli animi. Oppure non abbiamo del tempo, ma io direi di farlo ragazzi, perché per adesso i soldi non sono un problema e possiamo finanziare queste feste in onore dei nostri antenati. Allora, come potete vedere ci ritroviamo con il nostro Frosty in modalità di attacco. Il nostro Frosty è stato rinvigorito, delle unità sono arrivate all'interno del suo esercito, possiamo portarlo perfettamente avanti. Intanto sono riuscito anche a creare una flotta composta da 3 navi, sono 3 ragazzi corvette di legno di diverse classi, sono 2 Karin Maru e ben una Kaiten, e sono riuscito a portarle vicino alla costa in modo tale da far entrare in portata le nostre navi per far avvenire i famosi assedi navali. Allora, vediamo un po', la nostra Gesha, ragazzi, dobbiamo utilizzarla per tenere questo esercito bloccato in questa posizione, distraendolo con ben 1465 monetine. Vediamo se il nostro caro amico cade sotto la bellezza. Mi dispiace, non ci è riuscito. Allora proviamo con il nostro caro Lupin, proviamo a sabotare il nostro esercito. Avanti amico mio, dobbiamo tenere questo esercito bloccato in questa posizione. Vediamo un po'. Niente ragazzi, i nostri amici non sono adatti per sabotare gli eserciti. Allora, all'interno della nostra provincia di Sud Shinano collochiamo altre unità in produzione. Bene, della fanteria di leva e dei kaki con katana. Diamo un'occhiata all'interno della nostra città Musashi, ragazzi. Abbiamo disponibile una nuova costruzione che permetterà al nostro popolo di evolversi. Guardate un po', ho messo in costruzione il porto commerciale, avendo completato la ricerca per quindi sbloccare questo nuovo porto. Il porto commerciale permette quindi di entrare in affari con le maggiori potenze estere, come ho detto, e quindi permette l'arruolamento anche del veterano straniero e migliora anche le esportazioni. Però l'oggetto fondamentale che porterà gli stranieri all'interno delle nostre città è proprio questo, ragazzi: gli affari esteri. Appena scoperto questa nuova tecnologia porterà all'interno della nostra cittadina, all'interno del nostro impero, un distretto commerciale di una diversa nazionalità. Per esempio, un distretto commerciale americano porterà all'interno della nostra città dei Marines, una classe corazzata Roanoke, praticamente i prodotti tipici di ogni nazione. E così riusciremo a modernizzare il nostro paese e a far entrare all'interno del nostro impero nuove popolazioni. Adesso possiamo anche costruire le stazioni ferroviarie, ragazzi, che aumenteranno l'abilità dei nostri uomini nello spostamento da una città all'altra. Vedremo come funzionerà per bene. Intanto nella cittadina di Itaki ho messo in lista d'attesa 2 bei cannoni Parrot. I cannoni Parrot, ragazzi, sono riuscito a scoprirli, e quindi all'interno della nostra scuola di artiglieria da campo, ovviamente quando costruirò l'accademia di artiglieria sarà tutta un'altra storia, perché riusciremo a costruire i cannoni Armstrong. Però già con i cannoni Parrot riusciamo ad adattarci molto bene e ovviamente ci daranno una mano per buttare a terra la città di Sagami. Però per adesso vediamo un po' cosa accadrà nel prossimo mese. Inverno, ragazzi, è ritornata la nostra cara stagione del freddo. Vediamo un po' come si ritrovano le nostre unità. All'interno della città di Totomi stanno reclutando altri uomini Matsumoto. L'esercito che stava rompendo le scatole è stato eliminato dal nostro Frosty. Una battaglia molto rapida, ragazzi. Adesso il nostro obiettivo principale rimane la provincia di Totomi. Avanziamo in queste steppe con il nostro esercito. Abbiamo, vi ricordo, anche un supporto da questo fronte, dei soldati che si ritrovavano in viaggio. Possiamo unirli al nostro esercito perché si ritrovano in modalità logoramento per adesso. E intanto questo piccolo esercito nemico dei Matsumoto possiamo sabotarlo con la nostra Gesha. Vediamo se riusciamo a distrarlo tramite la sua bellezza. Vediamo un po'. Ecco, niente, non riescono proprio a distrarli. Il nostro ninja, ragazzi, speriamo che sia abile nei sabotaggi per quanto riguarda il nostro castello, per vedere se possiamo direttamente entrare sabotando le porte del castello. Intanto abbiamo diverse monetine da spendere all'interno della stazione ferroviaria, ragazzi. Possiamo finalmente far partire questa bella costruzione e ovviamente modernizzare anche la bisca in modo da aumentare anche i nostri introiti. Per quanto riguarda la provincia di Musashi, possiamo
costruire anche un dojo di samurai, però il dojo di samurai, ragazzi, vi ricordo che permette di arruolare unità molto abili nel corpo a corpo, per esempio come gli Shojitai, il katana, anche i ninja Kisho, però ridurrà la modernizzazione, quindi io direi di aspettare per adesso il porto commerciale e poi vedremo cosa fare, mentre nella provincia di Itaki costruiamo la nostra agricoltura di mercato per migliorare sempre la nostra capacità economica. Prendiamo adesso i nostri cannoni Parrot, ragazzi, seguiti anche da due belle unità, e li collochiamo all'interno della nostra flotta. A Itaki come va la situazione? Perfetto, l'ordine pubblico è sotto controllo e questa bella flotta verrà utilizzata come supporto all'interno quindi del porto di Musashi per conquistare la città di Sagami. Allora, vediamo un po', queste navi, ragazzi, che ho collocato qui hanno l'icona del nostro mirino, e vuol dire che queste flotte possono utilizzare la modalità bombardamento, quindi può fornire fuoco di copertura agli eserciti all'interno di un raggio di bombardamento. Quindi adesso i nostri eserciti attaccheranno il nostro assedio. Intanto vediamo se riusciamo a bombardare qualcosa. Ecco, ragazzi, con le nostre navi abbiamo bombardato il dojo samurai, quindi probabilmente riusciremo ad attaccare. La missione francese, ragazzi, guardate un po', siamo stati contattati dai francesi, grandi sostenitori dello shogun. Allora, essi ci hanno proposto una missione militare che rafforzerebbe il nostro potenziale militare e migliorerebbe le nostre relazioni commerciali. Possiamo accettare oppure posticipare questa missione, ma io direi di cogliere questa missione sul fatto. Vediamo un po' che cosa accadrà. Allora, ragazzi, della missione francese ce ne occuperemo più tardi, intanto vediamo se riusciamo ad attaccare questa città. Il nostro ninja verrà utilizzato per sabotare le porte del cancello, vediamo un po' se siamo fortunati. Shinobi giustiziato, ragazzi, Lupin è morto, non ce l'abbiamo fatta, dannazione. Allora con la nostra Geisha non possiamo fare altro che affascinare qualche nemico, vediamo un po', possiamo portare via un generale per renderci la vita un po' più facile, vediamo un po' se la nostra amica sarà abile ad affascinarlo, vediamo un po' che cosa accadrà. Vediamo. Non ci credo, forse c'è riuscita. Nemico affascinato, ragazzi, vediamo un po', ecco il generale nemico, l'abbiamo portato dalla nostra parte, almeno adesso il nostro nemico sarà senza un generale, quindi tutto sarà più facile. E la nostra Geisha, ragazzi, ha cambiato veste, guardate un po', ha cambiato la sua sottana e praticamente è aumentata di livello, quindi già stiamo parlando di una Geisha di un livello molto elevato, e possiamo anche posizionare un altro servitore. Vediamo un po', la pistola Vulcanic, che praticamente riduce la possibilità di assassinio, oppure l'Anhangyoku +1 nell'incantare i nemici, e questo è utile. Per quanto riguarda le due abilità, possiamo utilizzare padrona di casa, più al facile intrattenere nobile, meno 15% al costo, questo è ottimo, oppure affascinante, più 5% alle probabilità di questo agente. Perfetto, queste sono due abilità molto utili. Bene, la nostra Geisha ha fatto di tutto, adesso tocca al nostro Frosty. Bene, Frosty, vai. Bene, ragazzi, Frosty si ritrova a combattere contro il nostro nemico. A quanto pare però non possiamo utilizzare le forze che si ritrovano a bombardare, ma probabilmente le possiamo utilizzare solo nel momento in cui due eserciti combattono. Credevo anche negli assedi, perché come potete vedere siamo in portata perfettamente. Comunque riproveremo anche nella provincia di Sagami, ero proprio convinto che si poteva fare. Va bene, proveremo, intanto vediamo se riusciamo a conquistare questa bella cittadina. Intanto le nostre navi ci hanno fornito un po' di supporto distruggendo diverse unità. Allora, queste unità le possiamo posizionare nelle vicinanze perché ci servirà sempre un po' di aiuto. Continuiamo il nostro assedio, ragazzi, non dispone di molte truppe il nemico, lo possiamo distruggere facilmente. Prendiamo la nostra unità navale. Siccome questa unità è in avvicinamento, cerchiamo di sbarcare all'interno di questa provincia, ragazzi. Ops, ci sono i nostri nemici. Vediamo un po', maledizione, vediamo se possiamo appostarci qui. Vediamo. Ecco, facciamo il giro ormai perché non possiamo appostarci perché c'è la nave nemica. Va bene, continuiamo l'assedio, ragazzi, e vediamo un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Vale. Allora, ragazzi, non ho dimenticato la nostra missione francese. Per quanto riguarda la missione francese, andiamo nella gestione clan. Vediamo se troviamo la nostra missione. Eccola qui. Missione francese consente la costruzione di distretti commerciali francesi, e quindi abbiamo un 5% in più nella precisione delle unità, dote di fucili, e ovviamente il nostro porto è stato costruito e possiamo costruire un distretto commerciale francese. Nel momento in cui avremo ben 8000 soldini da spendere, lo utilizzeremo. Intanto portiamo i nostri cannoni Parrot a terra e attendiamo che il nostro caro Pinocchio sia abbastanza integro mentalmente per attaccare questa nuova provincia. Vediamo un po', possiamo trasferire ben 3 unità all'interno di questa cittadina per evitare malcontenti. Perfetto, e vedere un po' se possiamo
reclutare qualche altra unità da questa cittadina principale di come caspita si chiama, Totomi, perché dispone anche di unità molto avanzate per combattere questo nuovo tipo di battaglia. Un po' ragazzi, guai con il Gaijin. Allora, i commerci stranieri hanno bisogno di contatti stranieri. Gli occidentali e i loro modi hanno causato numerosi incidenti in uno dei nostri porti commerciali e la gente è preoccupata. Che cosa volete che facciamo? Agisci, popolazione grada. La felicità dei nostri sottoposti è fondamentale. Dobbiamo sorvegliare meglio i Gaijin che si trovano qui. Qualsiasi tentativo di resistenza sarà trattato con severità. Quindi possiamo utilizzare questa agiamo contro i Gaijin perché la popolazione deve essere felice. Vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo avuto un'intrusione all'interno del nostro territorio, possiamo riparare il nostro caro porto commerciale e vediamo un po' se possiamo aiutare la nostra popolazione, perché ritroviamo un'intrusione nemica. Vediamo se possiamo reclutare uomini all'interno della cittadina perché arriveranno al più presto ad attaccarci. Vediamo un po' se possiamo bombardare i nemici. Allora, probabilità di colpire alta, devastazione potenziale moderata. Vediamo un po' che cosa facciamo. Wow, 57 cachi cogliari distrutti. Bene, non possiamo far sbarcare i cannoni ragazzi, altrimenti questo nemico ce li distruggerà. Attendiamo solo che le unità vengano reclutate e con il nostro caro Pinocchio andiamo avanti. Vediamo che cosa ritroveremo. Fermiamoci di fronte al confine per evitare dei problemi e diamo un'occhiata a questo esercito nemico. Vediamo un po' se rientriamo in portata ragazzi. Ecco, possiamo rientrare in portata. Allora ragazzi, vediamo se possiamo fare questo benedetto assedio navale. Ecco ragazzi, possiamo attivare la nostra modalità fuoco di copertura navale e adesso quindi all'interno del prossimo gameplay vedrete ovviamente un bel combattimento tra le navi e le nostre unità, quindi le nostre navi che potranno aiutare il nostro esercito nel combattimento. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.